Allarme povertà e natalità in Sardegna. Qual è l'analisi delle ACLI? Beh, l'analisi numerica in primis, i dati ci dicono che attualmente tra l'8 e il 10% della popolazione in Sardegna vive in povertà assoluta, il che significa che ci sono persone che hanno difficoltà ad avere i beni di prima necessità, gli alimenti, il vestiario, le cure mediche principali. Questo è il dato fondamentale. Mentre per quanto riguarda la natalità? La natalità abbiamo un ulteriore dato che è allarmante a dir poco, 8 comuni su 10, quindi l'80% dei comuni sardi vivono un crollo della natalità, quindi abbiamo un saldo negativo della popolazione. I due fenomeni sono inevitabilmente correlati. Nel senso che la povertà ha necessità sicuramente di interventi immediati e tampone, ed è per questo che le ACLI insieme all'Alleanza contro le povertà promuove la costituzione del RACE, il rito di inclusione sociale. Di contro occorrono politiche lungimiranti che combattano la natalità, e su questo bisogna intervenire con politiche per la famiglia. Voi a chi vi rivolgete e che cosa chiedete nel corso del 13° congresso? Chiediamo sicuramente alle istituzioni, coloro che legiferano in merito, di tenere a mente questi dati emergenziali che riguardano la Sardegna, al popolo delle ACLI, che voglio ricordare, le ACLI sono un'associazione popolare di ispirazione cristiana. Al popolo delle ACLI chiediamo di presidiare i territori e di continuare a fornirci dati e soprattutto le attese delle persone in Sardegna.